Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, buona radio a tutti voi, bentrovati a un'altra puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatoretta, per voi, solo per voi, la pesca, voce e sorrisi di Radio Libertà. Mi raccomando, fatevi sentire anche voi, cari radioascoltatori, o forse oggi dovrei chiamarvi radioviaggiatori, chissà. Commentate le nostre dirette sui nostri social, su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su tutti i touch point dai quali potete seguirci, vederci, ascoltarci. Eccoci qui con una nuova puntata di Pesca dalla rete, con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Ci parlerà oggi di segreti consigli di lavoro autonomo declinato al femminile. Maddalena Matruda, ben ritrovata! Ma che piacere averti di nuovo Grazie, ospite qui con ciao, noi. Mi grazie, anche a raccomando, me. mi raccomando, voi prendete carta e penna, una tazza di caffè e immaginate un luogo da sognare, un luogo in cui andare, cari radioviaggiatori. Mettetevi comodi e restate con noi. Lei è una freelance specializzata in marketing e comunicazione digitale per il turismo, il business travel e gli eventi. Aiuta aziende, hotel, location, agenzie viaggi e enti operatori turistici a far conoscere il proprio brand e a progettare e a potenziare la loro presenza online. Sportiva, amante del buon cibo e della buona tavola, appassionata viaggiatrice, lei organizza anche viaggi per gli amici ed itinerari turistici, visite guidate ed esperienze in giro per l'Italia. Ma prima di tutto è mamma di due meravigliosi ragazzi. È tornata dunque a trovarci Maddalena Matruda, che ci racconterà quali sono i suoi ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Ci apposta la canzone Ricetta di donna di Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa, con Amerigo Paola Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. E siccome Pesca dalla rete è una trasmissione per ora tutta al femminile, io ringrazio e saluto colei che ci guida e ci conduce in questa bellissima ora insieme, la nostra Sveva, che è la nostra regia, e come dico io, ci segue, ci ringrazia la parte tecnica, ai mille tasti, ai mille pulsanti, ai tanti monitor che deve seguire, ma soprattutto alla nostra regia. Grazie Sveva, cuoricini per te come sempre. Bene, buongiorno, ben Buongiorno. ritrovata. Come Grazie, stai? grazie. Tutto bene, grazie a voi per avermi ospitato ancora. Eccoci qua. Piacerissimo. Allora, rispolveriamo un po' di cose. Nome, Maddalena, cognome, Amatruda, la tua città. città Cremona, Mm, ok, che meraviglia, Cremona. anche se vivo a Milano oramai da tanti anni, però ci tengo a sottolineare che sono di Cremona. È vero, è Fai proprio una bella città. bene, è proprio una bella città. Senti, la tua professione, Io sono digital marketing strategist per il settore turistico. e cosa fai? Cosa faccio? Allora, per dirla in parole povere, in parole semplici, sono una sorta di direttore d'orchestra. Oh, Sì, il digital marketing strategist è un direttore d'orchestra perché praticamente mette insieme più strumenti. Cosa sono gli strumenti? Sono i vari professionisti che sono legati a un progetto di web marketing turistico e che lavorano per un cliente, ovviamente, quindi lato sito, lato SEO, lato copywriting, eccetera, lato design, eccetera, e quindi coordina tutte queste figure come, diciamo, un'orchestra, quindi facendo in modo che lavorino in modo coordinato, soprattutto in modo produttivo, per quello che è il progetto per il cliente e cosa finale. non fai invece col tuo lavoro? Perché sai che io Allora, faccio sempre questa domanda perché delle volte c'è un po' di eh, confusione sulle professioni, no? Quindi, certo, anche se lavoro per il mondo turistico, quindi per il settore turistico, non vendo viaggi, quindi non sono né un tour operator né un'agenzia di viaggi, però io supporto, quindi affianco i professionisti del turismo a migliorare, come hai detto tu nell'introduzione, la loro comunicazione e a potenziare la loro storia, valorizzare come dire, la loro storia, i loro valori e la loro certo. comunicazione in modo particolare.
Senti, anche tu sei socio di Rete al Femminile, abbiamo detto questa grande associazione di donne freelance, imprenditrici, eccetera, eccetera. E tu da quanti anni sei in Rete al Femminile? Allora, esattamente sono più di 2 anni, direi anche 2 anni e mezzo Mm. che sono in rete. E come mai sei entrata anche tu in Rete al Femminile? Ma sono entrata in rete femminile perché praticamente quando ho aperto la partita IVA sentivo proprio la necessità di appartenere ad un mondo, ad una community, ad un mondo, diciamo, di rete, un mondo di donne come me che avevano già intrapreso questa professione o che come me stavano intraprendendo, diciamo, questa carriera da freelance. Quindi avevo bisogno un po' di supporto, insomma, no? Condividere, diciamo, quelli che erano i valori, gli obiettivi, magari successi, anche fallimenti, cioè avere, diciamo, un po' di consigli, no? Un po' di cassetta degli attrezzi. Poi naturalmente condividevo quando mi sono iscritta quelli che sono i valori della rete, insomma la rete è fatta di persone, di donne libere, imprenditrici, molto insomma, determinate, ricche di iniziativa, anche molto generose perché mettono anche buona parte del loro tempo libero a disposizione di quelli che sono gli eventi locali proprio della rete, magari proprio per spiegare appunto quelle che sono un po' Anche non i solo trucchi. il tempo libero, mi verrebbe da dire. Esatto, 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 assolutamente. Tu lo sai benissimo perché tu sei una di queste, diciamo, elette. Quindi, insomma, condividevo pienamente quelli che erano i valori di queste donne che si mettono in gioco, che costruiscono passo dopo passo la loro carriera da freelance, ci mettono tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la passione anche nell'essere parte di questa rete, di questa associazione. Quindi questo Certo, mi piace molto. benissimo, benissimo. Senti, qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? È una domanda un po' scottante, diciamo, partiamo subito a bomba. Penso Il anche le mie potere lo sono, effettivamente. Non so, infatti, cioè, sono domande al- schiette. Parliamo, esatto, parliamo sinceramente, che è ma bello. meglio, meglio, preferisco la schiettezza. No, no, guarda, il potere delle donne nel mondo del lavoro, naturalmente noi abbiamo, chiaramente storicamente ci sono state figure femminili che hanno veramente fatto battaglie e ci hanno permesso di essere quello che oggi noi siamo, diciamo. Però ancora dei passi devono essere fatti, ancora sicuramente qualche conquista deve essere ancora fatta. Infatti nel mondo aziendale ancora abbiamo magari, nel mondo professionale abbiamo ancora, diciamo, delle situazioni, parlo del gender gap, parlo diciamo di quelle discriminazioni che a volte vengono riservate all'universo femminile, no? Ingiustamente, insomma lo sappiamo tutti quanti. Nel mio settore in modo particolare poi diciamo che c'è, pur essendo formato il settore turistico per la maggioranza dei casi da donne, Mhm. perché sono prevalentemente donne le professioniste del settore turistico, però come dire, i ruoli manageriali, i ruoli apicali sono più spesso formati, diciamo, Delegati da, agli uomini, insomma. da uomini, sì. Oppure per esempio quando vado a degli eventi, mi capita spesso di andare a degli eventi, no, per questioni di aggiornamento, tu vedi sempre che sul palco ci sono relatori, maggioranza uomini. E questo è un peccato perché noi abbiamo molte potenzialità, abbiamo molte doti e insomma viviamo sempre un pochino ai margini, no? Sempre un po' come, poi sto parlando del generale, poi naturalmente ci sono delle eccezioni. Io sono ben contenta quando vedo persone come te, ad esempio, o come nel mio settore, donne che si fanno strada perché hanno veramente potenzialità, caratteristiche, leadership. Io le ammiro perché sono veramente un esempio, un'ispirazione per tutte quante, diciamo, no? A volte ci vuole coraggio e ci sono delle donne che hanno veramente tanto coraggio. Sì, sai che cosa? Delle volte bisogna rendersi conto che essere da sole anche nel mondo del lavoro, sì, può essere un ostacolo delle volte, ma delle volte può anche essere proprio un senso di libertà che in ogni caso ti puoi gestire, no? E quindi io ho sempre cercato comunque delle partnership anche con colleghi maschi, ci mancherebbe altro, ci sono sempre trovata benissimo con tutti. Però tante volte ho detto, ma non è che ho sempre cercato troppo delle partnership e magari si poteva anche andare avanti, no, da sole con con le proprie Certo, forze, no? certo, perché in realtà è così, in realtà molte volte le donne riescono assolutamente a gestire delle situazioni totalmente in autonomia e Sì. che naturalmente poi viviamo in ambienti dove comunque devi condividere, eccetera, però ci sono situazioni in cui assolutamente credo come te che una donna possa gestire tranquillamente da sola tutti gli step di un progetto, di una certa situazione. Sì. Assolutamente, ho tutte le carte in regola per farlo. Io ammiro tantissimo veramente le donne che Cosa bella è hanno. quando ti sorprendi, no, proprio dell'entusiasmo che ricevi. E Esattamente, tu dici: "Ma hai ragione. caspita, era così facile", no, nel senso Quando ti rendi conto che magari essendo donna non hai la strada spianata, non hai la strada facile,
però come dici tu giustamente, ti arriva l'entusiasmo, sei circondata magari da apprezzamenti e Sì, quindi ha ancora un valore maggiore quello che hai fatto, è vero. perché sai che hai prodotto un impatto positivo. Sì, sì, no, è vero, è verissimo. Senti, dai, parliamo di cose amene. Il portafortuna che hai sulla scrivania, poi ti faccio vedere il mio se vuoi. Allora, guarda, posso mostrartelo? Sì, puoi fare quello che vuoi, certo. Allora, c'è una rosa rossa Fantastico. e recentemente ho aggiunto in questi giorni una rosa rosa. No, vabbè, io ho Quindi, no. tante cose particolari, però uno dei miei preferiti è questo. Ah, bello, bello. Bene. Sì, 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 Cosa sì. serissima proprio. Va bene, cosa volevi fare da bambina? Guarda, da bambina, la maestra volevo fare, so che è un po' scontato, però volevo fare la maestra, mi piaceva tanto come professione. Sogno di molte, è stato il sogno di molte, E insomma. infatti, infatti. Beh, ma in qualche modo ti ci ritrovi, hai potuto esercitare magari qualche cosa Sì. dell'insegnamento? Brava, sì, è tornata questa cosa nel mio percorso di carriera, perché sia quando ero in azienda, quindi quando lavoravo come dipendente, sia adesso come freelance, mi sono capitati dei progetti in cui, guarda caso, ero la formatrice. Sì, Quindi vedi che questa cosa è tornata, è vedi? tornata assolutamente. Secondo me c'è sempre un richiamo al passato, quindi Secondo me sì, secondo me proprio involontariamente o inconsapevolmente è scegliamo vero, già, è facciamo già vero, è delle vero, è scelte vero. da È un bambini. talento magari che coltivi quando sei piccola, che poi ritorna Sì, perché è assolutamente. proprio una dote, insegnare è proprio una dote, un talento, devi proprio metterci l'anima e la passione, se no non puoi farlo, la pazienza soprattutto, ma infatti io faccio tantissimi docenti di scrittura creativa, io lo ammetto, io non potrei fare docenze ai ragazzi, cioè agli adulti sì, ai ragazzi no, sotto una certa età no, perché lì poi subentra anche un altro ruolo che è proprio quello della, secondo me, dell'insegnante proprio che è dedicata ai ragazzi, eccetera, e ha una preparazione diversa, ma insomma, quindi sinceramente è anche molto delicato lavorare con i ragazzi. Molte volte vedo corsi anche di scrittura per bambini, eccetera, e spero sempre che dietro ci siano veramente delle competenze sia sulla scrittura indubbiamente, ma anche Certo, proprio sulla gestione dei bambini, perché non è facile. Bisogna sempre vero. saper fare un passo indietro. Io tante volte ho detto di no perché magari non ritenevo che fosse un mio compito insegnare scrittura creativa a dei bambini troppo A piccoli. dei bambini, ho capito. No, 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 vabbè, io la penso così, insomma. Una parola che manca nel tuo lavoro e se non c'è inventala. Allora, guarda, non è che non c'è una parola che secondo me magari a volte l'accantono, ma invece andrebbe più valorizzato. Non è che manca, c'è, ma magari è lì in un angolino. Per me una parola importante che deve essere un po' più valorizzata nel mio lavoro è la trasformazione, perché nel settore turistico in modo particolare, comunque nella mia professione di freelance, io devo effettivamente accompagnare nelle mie consulenze le aziende, quindi portarle per mano e accompagnarle in una fase di trasformazione che può essere cambiare totalmente la prospettiva, Mh? vedere le cose da un punto di vista diverso, avere diciamo una visione strategica che serve per guidare quelle che sono le azioni di marketing e di comunicazione. Quindi per me la trasformazione è positiva perché è, come dicevamo prima, un impatto, un lasciare il segno. Questa è una parola che mi piace molto, che vorrei ogni tanto rispolverare e darle la giusta Guarda, luce. siamo proprio in un'epoca di grande trasformazione del lavoro Esatto, con l'avvento esatto. dell'intelligenza artificiale, che poi non è intelligenza, ma insomma sono sistemi predittivi, diciamo, automatismi predittivi, perché non è un'intelligenza vera, non è che ragiona al posto nostro, ecco, questo è fondamentale. Però sicuramente sta portando una grandissima trasformazione nel lavoro. Poi ma, nel tuo lavoro che impatto ha l'avvento dell'intelligenza artificiale? L'uso Beh, dell'intelligenza diciamo che artificiale? adesso si sta evolvendo, quindi si sta, come dire, affermando sempre di più, perché naturalmente poi nel settore turistico ci sono vari interlocutori, vari protagonisti. Parliamo per esempio delle agenzie di viaggio. Le Mh, agenzie di viaggio cioè sono già in una fase di trasformazione, proprio per richiamare la parola di prima, perché l'intelligenza artificiale le aiuta a velocizzare, ad automatizzare alcune operazioni che sono ancora abbastanza manuali, che fanno certo. perdere del tempo. Per cui, per esempio, ti faccio l'esempio del preventivo, no? Ci sono molte agenzie che chiaramente entrano i clienti e devono preparare
N preventivi, poi non è detto che tutti questi, chiamiamoli preventivi, non mi piace tanto, ma proposte di viaggio. Le proposte di viaggio non tutte sono finalizzate ad una conferma, no? Per cui magari hanno una grande mole di lavoro. L'intelligenza artificiale le aiuta proprio a elaborare delle proposte di viaggio più in linea con il cliente, perché naturalmente gli metti dei prompt, no? In base a com'è il tuo cliente e alle aspettative, ai bisogni, al suo stile di vita, ai suoi comportamenti, ai suoi gusti, alle sue preferenze, e a quel punto hanno delle proposte di viaggio tutte personalizzate e replicate per N cluster di clienti, per esempio. Le compagnie aeree, un altro esempio sono le compagnie aeree, per esempio stanno adottando molto l'intelligenza artificiale per creare proprio degli assistenti virtuali che magari incorporati in un'app, ti faccio il caso di Delta, ma anche altre compagnie aeree, hanno praticamente questa facilità di prenotazione. Gli utenti che accedono a questi assistenti virtuali possono prenotare, possono muoversi all'interno dell'aeroporto, quindi possono trovare, oppure vengono facilitati nell'etichettatura del bagaglio, queste cose. Quindi direi che l'intelligenza artificiale sta veramente stravolgendo un po' le abitudini dei viaggiatori, in positivo naturalmente. A proposito degli assistenti virtuali, qualche anno fa proprio la telefonia aveva lanciato questi nuovi assistenti virtuali, no? Che un po' ti davano, a me davano personalmente un po' nervoso quando quell'impatto con questo disco, no? Che parlava e tu dicevi voglio parlare con un umano, voglio parlare con un umano, la 10ª volta che dicevi voglio parlare con un umano ti passavano l'umano, no? Però superare quello scoglio, se tu seguivi tutto l'iter, alla fin fine andavano un po' in loop, erano anche veramente le prime probabilmente intelligenze artificiali che usavano, no? Io prediligo sempre il rapporto con l'umano, lo dico sinceramente. Anch'io, assolutamente, ma infatti l'intelligenza artificiale, io lo dico sempre, anche diciamo quando incontro aziende che naturalmente si affacciano a questo mondo, ma ne sono anche un po', diciamo, timorosi, è semplicemente un tuo alleato perché ti deve facilitare e deve velocizzare alcune attività che tu reputi noiose, che tu reputi che puoi automatizzare. Per tutto, e tu ti puoi concentrare meglio, appunto. Io ho avuto la possibilità insomma, di fare dei lavori sull'intelligenza artificiale come addestratrice di intelligenza artificiale. Devo dire che c'è una grandissima etica dietro, cioè non bisogna spaventarsi, soprattutto per quello che riguarda proprio i contenuti, no? Se uno inizia, tra virgolette, chattare con l'intelligenza artificiale e chiede anche delle cose, l'intelligenza artificiale è addestrata per darti delle risposte estremamente etiche e è quasi educativa delle volte, sembra quasi un paradosso dirlo, ma è quasi educativa veramente, quindi è sicuramente un ottimo strumento, bisogna educare le persone ad usarlo nel modo corretto, sicuramente può velocizzare il lavoro, fermo restando che quantomeno io per la mia causa di editor, ghostwriter, eccetera, non pensiate però che vi possa scrivere un libro, anche perché, cari signori ingenui che usate l'intelligenza artificiale, poi fate il copia e incolla su LinkedIn, vi do una brutta notizia, si vede quando usate. Hai Vi do una ragione. brutta notizia, si vede, e non vi svelo il perché, perché no, perché così mi diverto a vedere chi la usa e chi non la usa. Però si vede quando la usate l'intelligenza artificiale, che avete proprio scritto, avete fatto proprio il copia e incolla da quello che ha scritto lei, perché ha una formattazione particolare, ha un modo di organizzare il testo in modo particolare, si percepisce, si vede. Poi c'è un'altra questione da svelare. Fino a ieri non scrivevate niente su LinkedIn. Brava. Siete diventati tutti dei tuttologi, cioè io Esatto. vi ammiro perché c'è tanta ingenuità nell'uso dell'intelligenza artificiale e avete un grandissimo coraggio, però attenzione a non farlo, cioè nel senso, veramente l'intelligenza artificiale ha un'etica dietro, no? Nel senso, quando mi sono trovata a dover preparare dei prompt proprio per addestrare l'intelligenza artificiale, c'erano proprio degli schemi rigidi da seguire sui prompt, c'è etica dietro. Quindi devo dire che è uno strumento molto interessante, ma non serve per i copia e incolla, esattamente. Poi fate quello che volete. Andiamo avanti. Con la macchina del tempo, visto che siamo andati in accelerata con l'intelligenza artificiale, con la macchina del tempo, se tu potessi Siamo indietro tornare adesso. indietro,
Prima ancora dei cellulari, via, buttiamoci proprio Ah, indietro, indietro. In che epoca torneresti e perché? allora, sai che probabilmente se avessi la possibilità di scegliere, tornerei indietro tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento e precisamente mi piacerebbe molto, sai la Belle Époque, Mm? i saloni parigini, cioè i caffè letterari, ecco, mi piacerebbe molto quella cosa lì perché, oppure anche una Aspetta. cosa che mi piace tantissimo, il Grand Tour, perché io da appassionata di viaggi, quindi risalgo all'epoca del Grand Tour, quindi il Grand Tour d'Italia, per cui quando questi letterati, questi appunto giravano per il nostro paese, no? Da Goethe, insomma, quindi quella parte lì mi piacerebbe tantissimo, oppure i caffè letterari, quindi mi immagino seduta in un caffè parigino a colloquiare con artisti dell'epoca, letterati, artisti, bellissimo, ecco, mi piacerebbe tanto, perché unisce proprio, come dire, la letteratura, l'arte, poi magari l'ispirazione, l'eleganza di quei posti, ecco, questa cosa qua mi piace, Che mi bello, ispira. che bellissima immagine, mamma mia. Ci sarebbe da scrivere una trasmissione radiofonica. È vero. Facciamo un nuovo format. Senti, tre sostantivi o tre animali o qualsiasi, quello che vuoi tu, tre cose che ti definiscono. Allora, aspetta, empatica, Mhm. determinata, positiva, direi. Ce ne sono altre, però dai, ho selezionato queste. Ah, beh, dai, diciamo che tipo di viaggiatrice sei? Allora, io sono una viaggiatrice un pochino esigente in Vabbè, questo ci senso. credo. Se non Allora, lo sai esigente tu, perché, se non lo sai tu esatto. con cognizione di causa, No, sinceramente. vabbè, ma sai, effettivamente il viaggio rispecchia un po' anche la tua personalità, no? Deve rispecchiare la tua personalità. Il Eh, viaggio è proprio l'espressione del tuo sentire, del tuo essere, eccetera. Allora, come viaggiatrice sono una viaggiatrice un pochino esigente, nel senso che mi piace stare, diciamo, in contesti ovviamente paesaggistici, culturali, belli, però anche, voglio dire, come diciamo, località in cui soggiorno, strutture in cui soggiorno, mi piace il comfort, mi piace il design, perché mi piace molto anche, hai presente quelle strutture che uniscono, non so, l'architettura, il design, cioè sto molto attenta a queste, mi piacciono, perché magari mi ispiro anche, tante volte ho trovato ispirazione per arredare casa mia, guarda, non ti nego che magari alcune cose arrivano da bagni che ho visto in qualche hotel, eccetera. Quindi sono attenta molto a questa cosa qua, agli hotel, ai boutique hotel, agli hotel diffusi anche, mi piacciono tantissimo. E poi una viaggiatrice che ama molto esplorare, conoscere. Io quando arrivo sul territorio devo sicuramente non stare ferma, ma assolutamente andare ad esplorare, andare ad assaggiare le specialità del posto, avere interazioni magari con la comunità del posto, capire che abitudini hanno, piuttosto che, insomma, quindi esplorare la curiosità, no? Quindi imparare, apprendere, quindi respirare tutto quello che quel posto mi può dare, perché ritorno sempre lì, viaggio uguale esperienza, mi devo portare a casa un'esperienza che mi deve arricchire, quindi certo. questo per me è fondamentale. Senti, hai un sogno ricorrente? Allora, sogno nel senso di sognare di notte, tu dici? Come vuoi tu? Come voglio? Anche Allora, un tutte e sogno due? ricorrente. Anche tutte e due Allora, le tue interpretazioni del sogno, se vuoi. allora, il sogno, proprio il sogno che posso fare di notte, a volte ho questo sogno ricorrente, diciamo che ha come sottofondo, cioè che ha sempre come soggetto l'acqua, no? Mi capita in certi Che periodi, meraviglia. soprattutto chissà perché, anche quelli che magari sono stati caratterizzati da qualche cambiamento nella vita, non so, qualche trasformazione, sì, qualche cambiamento importante, avevo sempre sognato prima acqua, oceano, mare, eccetera. Pulita, quindi dovrebbe essere positivo come Bello. messaggio. Che Ma meraviglia. tanta acqua, tanto mare, tanto oceano, eccetera. Però sempre acqua pulita, perché sennò dicono che se invece l'acqua è un po' così, non è Ah, un beh, segnale positivo. E l'altro sogno ricorrente, ma non lo so, ne ho tanti di sogni ricorrenti. Il sogno ricorrente è poter, in generale, poter stare bene. Non ho un sogno ricorrente, cioè non ho ambizioni particolari. Stare bene con i miei familiari, eccetera. Questo è. i tuoi hobby. Allora, hobby, vabbè, chiaramente top the top è il viaggio, ovviamente, quindi quello è l'hobby sicuramente che preferisco e quindi vabbè, ne abbiamo già parlato. Poi altri possono essere, non so, andare per musei, a me piacciono tantissimo musei, siti archeologici, piuttosto che le mostre fotografiche, quindi tutto ciò che è
arte, quindi anche andare a teatro, per esempio, andare a teatro, andare al cinema, vedere magari dei film particolari di cui si è parlato, di cui ho sentito qualche recensione. Quindi non ci vado spessissimo, ma quando ci vado mi piace tanto perché ho scelto di andare per vedere quel film lì, quindi ci vado veramente volentieri. E poi appunto in generale questi, direi, chiaramente anche fare magari piccoli weekend fuori porta, delle escursioni, un po' di Ma trekking. infatti, ma i tuoi amici sono fortunatissimi perché tu ogni tanto organizzi che tour anche per loro, con i tuoi amici, oppure Sì. ti chiedono delle mete e tu sai dare tutte le indicazioni, cioè Allora, diciamo che in fai un genere tour mi chiedono. operator privato, nel senso. Esatto. In genere mi chiedono se vado in un posto, mi chiedono subito i ristoranti, perché siccome io sui miei social spesso posto dei piatti, dei piatti, quindi sanno che vado spesso in ristorante, quindi mi chiedono quello. Però poi capita anche che mi Se hai chiedano, non so, tu bisogno di sei. indicazioni su ristoranti per Trieste ti posso aiutare, anche su Ah, ok, va Roma. bene. Da Roma e Ecco, Trieste. Dopo ci Trieste mi manca. sentiamo, ti do delle indicazioni, Ah, ok, Trieste volentieri mi manca, vedi? Si Sì, quindi ristoranti, però, mangia come hai detto tu, benissimo a Trieste, si mangia benissimo. ma dove si mangia male in Italia? Ma Dove di si più a mangia? Milano oggettivamente, però non Sì, è vero. però Però ecco la non è cucina. vero, perché ci sono dei ristoranti sublimi anche qua, certo. Non è affatto E vero che così. si mangi male a Questi Milano. sono un po' i miei hobby, diciamo, un po' di questi tipi. Allora, abbiamo parlato di Trieste, città, Roma, così. Dove vorresti vivere? Ma allora, io dove vorrei vivere? Mi piacerebbe tantissimo Londra, mi piacerebbe Mm. tantissimo vivere a Londra. Londra è una città che io amo, l'ho trovata anche recentemente molto evoluta, molto trasformata rispetto a quando ero andata qualche anno fa. Però vorrei unire, diciamo, a Londra magari anche un posto dove rifugiarmi, un rifugio, diciamo, magari il weekend. E allora immagino un bel casolare in pietra, magari nel Chianti o magari in zona Siena, eccetera, no? Montepulciano, quei posti lì dove, quindi unire, diciamo, la città, la metropoli iperproduttiva, con qualcosa di più, diciamo, silenzioso, rifugio Ecco. classico. Allora, abbiamo fatto prima un salto nel passato, adesso facciamo un'ipotesi, facciamo finta di poter stare, quindi non è una privazione, è proprio un lusso, poter stare una settimana senza internet, quindi senza cellulare, senza WhatsApp, senza le mail, senza niente, solo avere il telefono eventualmente, per fare le classiche telefonate che non si fanno più. Sì. Come era una volta, diciamo, come ai miei tempi, perché io Ai arrivo tempi, da quel. manco poi. Sei una bambina, sei Assolutamente. giovanissima. Oh, ti ringrazio. È bello però, dai, mi piacerebbe, sai che mi piacerebbe? Mi piacerebbe perché, chiaro, i primi giorni magari sembrerei come tanti, insomma, ovviamente Pesce fuor andrei un po' d'acqua? No, in secondo me no. escandescenza, no, nel senso che all'inizio secondo me è difficile abituarsi, però io penso che un'esperienza di questo tipo ci vorrebbe a tutti, guarda, una bella Bene. settimana così, di sconnessione totale. No, io me la caverei nel senso che basta che mi lasci un block notice, quindi un taccuino e una penna, e almeno così lascio fluire un po' i pensieri finalmente, senza distrazioni, senza notifiche, senza, hai capito, senza video da vedere, senza proprio distrazioni tecnologiche, totalmente con la tua penna e il block notice, e almeno butti giù i pensieri che ti vengono. Bellissimo, brainstorming puro, Stupendo, stupendo. Io bello. farei. Organizziamolo, organizza un tour così con gli Sì, amici. dobbiamo, magari in uno di quei monasteri, tempo fa c'era questo viaggio, cioè ci sono, ogni tanto vengono riproposti. Conosco questa persona che fa, ecco, lui, vabbè, si occupa di digital detox, è un Beh, guru del digital detox, infatti fa spesso anche dei convegni, e lui organizza ogni anno un ritiro proprio in una struttura in Umbria di frati francescani, dove le persone sono totalmente disconnesse per 3-4 giorni, per dire, no? Quindi poi mi si giri sul parla, contatto, poi mi giri sul contatto e magari lo intervistiamo, volentieri, sarebbe guarda. interessantissimo. Sì, mi piacerebbe proprio, guarda, provare. Senti, una cosa che detesti di te, degli altri, del mondo, dell'universo, di quello che vuoi. Allora, vabbè, una cosa che detesto di me, a volte che sono un po' impaziente, a volte sono un po' impaziente, oppure a volte quando mi arrabbio, magari sono un po' impulsiva. Ecco, a volte l'impulsività che magari non mi fa ragionare, come dire, mi frena la lucidità. Ecco, questa cosa qua di me la detesto abbastanza.
E invece è una cosa che ami di te, della vita in generale, di tutto il mondo. Allora, mi piace di me la schiettezza, no? Quello di cui si parlava, la schiettezza, il fatto di dire, insomma, ciò che penso, ecco, poi anche la solarità, diciamo, sono una persona comunque generalmente ottimista, che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, insomma, ama stare in compagnia, ama valorizzare gli altri e permettere agli altri anche di conoscersi meglio, no? A volte, senza volerlo, divento un po' una coach, quindi nelle serate tra amiche, eccetera, Ah, si parla così, e ho questo aspetto di coach involontario, perché non lo sono, però questa cosa qua è vabbè, ma è io ho una... scoperto una cosa, comunque, è vero, tu dici non sono coach anche perché sostanzialmente coach, per fare la coach ci vuole delle certificazioni, delle cose. C'è Certo. una parola che si può usare tranquillamente che è mentoring. Allora, nel momento in cui tu sai trasferire qualche cosa di questo tuo talento di cui parlavamo prima, no, il talento, questa dote naturale, eccetera, puoi farlo perché non fai nient'altro che usare, il mentoring, che è proprio un percorso per aiutare gli altri, in una crescita grazie proprio delle tue competenze. È quello che faccio anche con la scrittura creativa, per esempio, faccio mentoring perché io non sono coach e non ed è molto spontaneo quello che viene fuori ed è tutto un percorso di crescita, cioè aiuti gli altri tramite un tuo talento. Noi adesso abbiamo ancora 10 minuti, forse anche 9 in questo momento. Mhm. Facciamo una cosa, iniziamo a dare i consigli ai nostri radiosognatori, radioviaggiatori, radioascoltatori, come li vogliamo chiamare, sempre loro sono e meravigliosi sono. Dai dei consigli, 3 consigli, 4 consigli, hai 10 minuti ancora, perché poi l'intervista si conclude. Quindi Ok, dai dei suggerimenti, dei consigli per il viaggio. Poi, siccome abbiamo ancora tante altre cose da dire, tornerai ancora a trovarci probabilmente, perché ogni volta con te è volentieri, così. Ogni volta con te è volentieri. così, abbiamo sempre un sacco di cose da dire, non riusciamo a dirle tutte. Va bene, iniziamo con i consigli, poi torniamo indietro, semmai vediamo se Allora, dai, un consiglio, vabbè, il consiglio è legato chiaramente alla mia professione, ma anche al mio essere, diciamo, persona che viaggia. Cercate di viaggiare il più possibile, il che significa non è che necessariamente dovete fare il viaggio lungo, esagerato, spendere cifre esagerate, ma basta anche un piccolo viaggio che vi riconnetta con voi, che vi permetta di riconnettervi appunto con voi, di fare il tipo di vacanza che desiderate fare per staccare completamente, per ritrovare voi stessi, per ritrovare, diciamo, questi momenti con la vostra famiglia, con i vostri affetti. Quindi viaggiate il più possibile, perché viaggiare vi apre la mente, vi arricchisce proprio in tutti i sensi, culturalmente, ma proprio anche fisicamente e spiritualmente. Sembra banale, ma non lo è, soprattutto oggi che viviamo spesso di social, di qui, di là, di mille distrazioni. Cioè il viaggio come nuovo antidoto proprio allo stress, alla frenesia, al fatto che non riusciamo più a parlare tra di noi, oppure a volte anche addirittura con i nostri stessi figli, per dire. Ecco, il viaggio come momento proprio per ricavarsi quello spazio che non abbiamo più, che ci viene sempre in qualche modo tagliato da tutti questi impegni che abbiamo quotidianamente, ma anche come scoperta del territorio, assolutamente. Questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio è, il secondo consiglio è, per esempio, allora, sempre riprendendo il discorso dei social. Dai social noi spesso, no, prendiamo ispirazione per programmare una meta di vacanza, no? Spesso e volentieri, no? Guardi cosa fanno i tuoi amici, eccetera. Ma per una volta lasciamo stare il social e prendiamo quelle belle riviste. Io quando ho iniziato, no, io mi ricordo non c'erano i social e quindi c'erano quelle belle riviste di viaggio, no? Vabbè, adesso chiaramente non faccio nomi, però erano quelle belle riviste che tu sfogliavi, che ci sono ancora, per carità, belle, dove c'erano queste immagini, eccetera. Leggiamo, cioè non dobbiamo sempre scrollare le pagine dei social, il feed dei social, eccetera. No, leggiamo queste riviste qua che ci fanno sognare lo stesso, però almeno abbiamo davanti un libro, una rivista, ecco, questo è molto bello. E certo. poi basta, che altri consigli potrei dare? Senti invece, torniamo un attimo Sì. al tuo lavoro, quali sono le principali difficoltà che incontrano le strutture turistiche o le aziende che si occupano di servizi in tema di marketing digitale? Perché questo è proprio il tuo lavoro specifico. Abbiamo ancora 5 minuti, se ce la fai a Sì, farci proprio sì, te lo dico brevemente. eh, Diciamo, la cosa che riscontro maggiormente, parlo di hotel, parlo di, che ne so, strutture turistiche, che parlo sono i tuoi di potenziali clienti, giusto? Quindi certo, i potenziali clienti, sono assolutamente. diciamo, sono i potenziali clienti che si possono rivolgere a te e tu risolvi a loro i problemi
Assolutamente, sì, sì, Ecco. possono essere enti del turismo, possono essere chiaramente alberghi, Certo. diciamo di quelle categorie, eccetera, piuttosto che strutture proprio turistiche, strutture dedite all'accoglienza, società che vendono servizi per il turismo, società proprio anche in tutta Italia. Ecco, queste qua hanno, diciamo, difficoltà a volte perché se tu prendi, non so, una piccola realtà, anche le medie, diciamo, sono spesso oberate di lavoro, quindi diciamo hanno delle risorse operative degli impiegati che spesso e volentieri magari devono fare 1000 cose, perché devono ricevere i clienti, devono ascoltare i clienti, devono vendere, devono fare la prenotazione, devono parlare con il tour operator, devono chiudere la prenotazione, seguire i pagamenti, la parte amministrativa. Quindi in tutto questo magari si occupano anche di comunicazione. Chiaramente la comunicazione invece è una parte molto importante e strategica, no? Perché è la tua vetrina, è la tua visibilità, è il fatto di raccontare che cosa c'è di speciale nel tuo posto, nel tuo albergo, nella tua struttura turistica. Quindi non va, diciamo, assegnata magari a chi è già chiaramente oberato di lavoro e lo fa solo nei ritagli di tempo, perché è comunicazione, e tu lo sai benissimo perché appunto sei docente, sei editor, eccetera. Alla comunicazione va attribuito il giusto peso e il giusto tempo, la giusta attenzione, quindi va fatto con strategia, con pianificazione, con attenzione, con cura, con dettaglio, perché ogni parola deve essere misurata, ogni parola ha il suo valore. Quindi non può essere lasciata al caso, non può essere lasciata quando ho i ritagli di tempo, assolutamente no. Perché questo non renderebbe giustizia neanche a quell'hotel che si vuole in qualche modo presentare al suo pubblico. Questo è sicuramente un grande problema. E basta, io direi principalmente questo, insomma, sapersi raccontare, ma saper anche poter avere anche la persona che te lo fa chiaramente, e infatti appunto i consulenti di comunicazione sono appunto in questo momento, no? Entrano in questa fase proprio per dare un supporto laddove appunto la struttura ricettiva, l'hotel eccetera non può ovviamente, sia per mancanza di competenze sia per mancanza proprio di tempo. E quindi noi entriamo in quella fase lì, insomma, no? Raccogliamo un po' quelle che sono le informazioni, raccogliamo la storia, perché la storia di una struttura, di un hotel, eccetera, c'è tanto. Raccogliamo tutte queste informazioni che ci servono per capire veramente l'autenticità di questo posto, di questa struttura e poterla raccontare. Questo è il vero valore, questo fa veramente la differenza. Abbiamo ancora pochi minuti, però ci tengo a farti una domanda, perché la sto facendo Sì. un po' a tutte noi. Qual è la frase che ti piace di più nella canzone Ricetta di donna di Ornella Vanoni? Io adoro questa canzone, sono innamorata, infatti da casa l'ho scelta per la sigla e penso che la terrò anche per i prossimi format perché sono innamorata. C'è una frase che ti piace, scusa? Allora, ce n'è una che magari è così, quella dove dice proprio ballano, le donne ballano, ma quelle vere sono rare e non si Si comprano. comprano. Le puoi Questa mi prendere ma non piace puoi tantissimo. spendere. Bella, sì, Esatto, è molto esatto, quel bella passaggio lì come mi piace molto. sì, Sì, è esatto. molto bella come testo, veramente Mi piace proprio anche molto come immagine, no? Le donne ballano, è vero. questa figura, diciamo, delle donne insieme che ballano, non lo so, mi immagino proprio questa situazione, no? Donne vere, autentiche, solari, che combattono quotidianamente i loro, insomma, hanno tutti i loro problemi, eccetera, però ballano, Ma però sorridono, però sorridere, è vero. ecco, questo mi piace È tantissimo. vero, ti ringrazio anche per i tuoi sorrisi, per questa bellissima intervista. Io Grazie a te. ringrazio sempre la redazione di Radio Libertà, ringrazio la nostra Sveva che ci guida e ci conduce con 1000 tasti, 1000 pulsanti, ma soprattutto la regia. Grazie Sveva, cuoricini per te. Io spero di averti ospite ancora, magari anche con un altro format, chissà, magari anche più avanti, non lo so, insomma, tanto Certo, vole siamo in contatto e le tue cose son sempre molto interessanti, hai sempre 1000 cose da dirci, ma purtroppo anche quest'oggi il nostro tempo sta per terminare. Quindi hai ancora un'ultima cosa da dire, un'ultima tua ricetta? Guarda, 1 minuto abbiamo ancora. 1 minuto, cosa mh. vuoi raccontarci ancora in 1 minuto? In un minuto è dura. Un Diciamo consiglio che che daresti a un giovane che vuole intraprendere la tua attività, per esempio? brava, mi piace questa domanda. Meno di 1 Allora minuto sicuramente però, dai, allora sì, velocissima. sicuramente di studiare, 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 perché oggi il settore turistico è veramente evoluto e quindi è necessario avere delle persone preparate, qualificate. Ti devo Questo, salutare. Un super bacione anche a davvero. te. Grazie davvero, Grazie. grazie per questa Grazie a tua voi. intervista. A prestissimo. A Ciao. presto a tutti voi. Grazie. Ciao.
Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.